Continua il consueto appuntamento con i caffè Alzheimer, oggi incontro con lo scrittore agrigentino Salvatore Indelicato, il quale leggerà dei racconti del suo libro Mannalà. Sì, proseguiamo con la presenza dello scrittore Totò Indelicato, che è stato nostro ospite già in passato, proprio perché i racconti che lui leggerà oggi, tratti dal libro Mannalà, sono pezzi di storia della città di Agrigento di un tempo. Quindi qualcosa che i nostri malati possono ricordare, e questo quindi aiuterà a riportarli indietro nel tempo, riuscirà a sollecitare nella loro mente dei ricordi belli, dei ricordi del passato. Quindi è come dire un'attività ludica ma anche terapeutica, perché sapendo come funziona l'Alzheimer, che va a logorare, ecco, la memoria a breve termine a favore, ecco, di quella a lungo termine, possiamo dire che questi racconti rievocativi siano anche terapeutici. Senz'altro, questo è qualcosa che aiuta, cioè tutte le attività che noi facciamo in associazione hanno un fine e uno scopo ben preciso, che è quello appunto, a parte la socializzazione dei nostri utenti e la partecipazione e il sollievo che noi possiamo dare anche ai familiari, è proprio anche quello di sollecitare i loro ricordi. Oggi lo scrittore agrigentino Salvatore Indelicato ha incontrato dei soggetti affetti da Alzheimer, ha scelto di leggere alcuni racconti del suo libro. Quali ha scelto in particolare? Quali ha ritenuto essere più adatti a questo pubblico? Sì, intanto mi fa piacere dedicare un po' del mio tempo a queste persone, perché vedo che sono molto attenti, sono delle persone a cui piace sentire storie di una volta. Ho scelto alcuni racconti del mio libro Mannalà, che tra parentesi edito da Medinova, è stato presentato all'ultimo Salone del Libro a Torino, cercando di suscitare in loro dei ricordi. Per esempio quello che ho letto poco fa, La taverna, descrive l'ambiente di una taverna antica, di una delle tante taverne che si trovava al centro storico, e con questo racconto cerco di stimolare un po' i loro ricordi. Essendo persone anche di una certa età, possono naturalmente, cioè conoscono sicuramente la taverna, che cos'era, e quindi magari riuscire a riportare nella loro mente dei ricordi.